Sì, sì, lo so. Nessuno dice più attaccare bottone. È una roba da vecchi. Ma io sono vecchio e magari tra di voi c'è qualcuno che come me è nato e cresciuto nel secolo scorso e ancora si ricorda di questo modo di dire e magari non sa perché si dica attaccare bottone riferito all'atto del rivolgere la parola a una ragazza o a un ragazzo che ci sembra interessante e con cui vorremmo... Sì, insomma, avete capito. In ogni città, grande o piccola, c'è sempre una strada, una piazza, un luogo deputato al camminamento pigro, il cui unico fine è guardare e farsi guardare. Sa mai che magari si incontra una ragazza o un ragazzo piacevole. In alcune città si dice fare le vasche, in altre si dice fare lo struscio. A Venezia si diceva fare il liston. Uno dei più antichi luoghi di queste passeggiate era quello di Campo Santo Stefano, già fin dal XVI secolo. A quel tempo la piazza era erbosa, salvo una striscia, una lista che era selciata, dove quindi si poteva camminare comodamente avanti e indietro, chiacchierando e facendosi notare. Questa comoda lista selciata veniva chiamata appunto liston. Lì alla sera un gran numero di dame sfilava civettando e lanciando sguardi ammiccanti ai cavalieri. Di queste passeggiate ovviamente riferisce anche Giacomo Casanova nelle sue memorie. Prima di continuare però dobbiamo fare un salto all'isola della Giudecca, presso l'ex ospizio detto delle Zitelle, non nel senso di donne non sposate, ma di fanciulle orfane. Opera del Palladio, tra l'altro. Ora, dovete sapere che a Venezia, ai tempi della Repubblica intendo, il meccanismo sociale per salvare gli orfani o i bambini poveri in generale era estremamente moderno ed efficiente. Gli orfani venivano raccolti dalle strade e li si introduceva in strutture specifiche dove veniva insegnato loro un mestiere, per evitare appunto che i maschi si dessero alla delinquenza e all'accattonaggio e le femmine alla prostituzione. Alle fanciulle portate alla struttura delle zattere veniva insegnato il mestiere della sarta. Imparavano quindi il cucito in modo che in futuro avrebbero potuto mantenersi. Nel Settecento queste ragazze si specializzarono nella creazione del famoso scialle veneziano, confezionato in seta o in pizzo per le dame o in lana per le popolane, ma sempre rigorosamente con lunghe frange. Tra l'altro lo scialle era in qualche modo simbolo di rispettabilità. L'uso era infatti vietato alle meretrici. Ora dobbiamo immaginare queste dame passeggiare appunto lungo i famosi liston agghindate con il loro scialle. Quando adocchiavano un cavaliere che ritenevano interessante, perché diciamocelo, a noi uomini piace pensarci cacciatori, ma alla fine sono loro che decidono, dicevamo, quando incrociavano un giovanotto di bell'aspetto, con un rapido gesto della mano impugnavano un lembo dello scialle, lo facevano volteggiare, facendo quindi svolazzare con maestria le lunghe frange che andavano a impigliarsi sui bottoni della giacca del cavaliere in questione. Ecco perché si dice attaccare bottone, attaccare botton in veneziano. So cosa state pensando. E se il giovanotto in questione non aveva la giacca coi bottoni? Non lo so. Trovavano un'altra soluzione, fioi. Di sicuro una dama veneziana non si arrendeva per così poco. So che in altre parti d'Italia attaccare bottone ha un significato diverso, tipo tediare qualcuno con un discorso lungo e noioso, ma a me piace di più la versione veneziana. No, non vi sto salutando, voglio proprio parlarvi della parola ciao. Molti già lo sanno, ma magari c'è ancora qualcuno che non lo sa. La parola ciao è una parola veneziana, o meglio, deriva dalla parola veneziana schiavo, che vuol dire servo. Servo, non schiavo. Da schiavo si è passati a sciao, infine a ciao. Quando due gentiluomini si incontravano, si salutavano dicendo schiavo vostro, nel senso di sono vostro servo, sono al vostro servizio. Ancora oggi in Veneto se chiamate qualcuno Tony, l'altro vi risponde comandi, abbreviato in mandi dai friulani.
A proposito di servi e di schiavi, pochi sanno che la prima nazione al mondo ad abolire il commercio degli schiavi fu la Repubblica di Venezia nel 960, non nel 1960, proprio nel 960, almeno ufficialmente, perché poi la legge veniva spesso disattesa, ma questi intanto quantomeno prima dell'anno 1000 ci avevano già pensato. C'è anche da dire che la motivazione non era solo umanitaria, ma anche pratica. Gli schiavi non pagano le tasse, gli uomini liberi sì. Resta il fatto che quando dite ciao a qualcuno, gli state dicendo sono al tuo servizio. Sapevatelo.